Bentrovati cari amici, amanti della cultura, bentrovati con la vostra terza pagina. Sarà una bella sorpresa il concerto straordinario di musica barocca svoltosi a Negrisia di Ponte di Piave in provincia di Treviso, presso la pieve di San Romano Martire, ospiti del parroco Don Gianni, peraltro coltissimo appassionato di musica classica. Ma certo non si è dimostrata da meno la signora sindaco del paese, eletto ad ultima dimora dal grande Goffredo Parisi, Paola Roma, che ha raccolto con grande sensibilità l'opportunità offertaci dall'ensemble Opera da Camera di Venezia, raffinatissimi interpreti della grande musica, peraltro nata nella nostra terra veneta, i quali ci hanno fatto un regalo immenso. Ci hanno letteralmente regalato il concerto che proponiamo in questa occasione. Un incredibile gesto di solidarietà al lavoro svolto negli anni dalla nostra radio. Siamo orgogliosi della nostra attività volta a portare la cultura alla gente e la gente alla cultura. E la magnifica serata trascorsa, grazie agli amici musicisti dell'ensemble Opera da Camera di Venezia, è la più palese delle testimonianze. Con la loro arte, hanno voluto premiare l'autentica attività di promozione alla cultura, quella della musica, perché la radio è anche musica. Passione che per noi è attività doverosa svolta ai sensi di legge. La cultura è proprio uno dei 6 argomenti informativi di rigore scritti nella legge, i quali permettono di ottenere il requisito di svolgere attività di informazione di interesse generale. Vale la pena di ripeterlo, portare la cultura alla gente e la gente alla cultura è un onore, un dovere e, perché no, anche un immenso piacere. Il grazie più sentito va alla sensibilità del sindaco di Ponte di Piave, appunto Paola Roma, che ci ha messo in contatto con Don Gianni, il parroco della pieve di San Romano Martire, che volentieri ci ha ospitato in un tempio dell'acustica. Sentirete un qualcosa di eccezionale, acustica pressoché perfetta per questo genere di musica, che ha quel giusto riverbero degno della cattedrale di Notre Dame di Parigi. Esperienza personale, ma altrettanta gratitudine è dovuta anche al mezzosoprano Benedetta Mazzetto, ai violoncellisti Valentina Talamini e Lorenzo Parravicini e a Mario Parravicini, raffinato protagonista alla spinetta. Musicisti incredibili per la qualità di esecuzione, ma ancor prima proprio per le calibrate scelte del repertorio, decisamente poco noto, ma di una eleganza e fluidità uniche. Non a caso il concerto è durato un attimo. E un grazie di cuore al competente pubblico, tutto impeccabile, non un applauso, non un battito di mani fuori luogo. È un programma a dir poco intrigante e coraggioso di classe superiore che ha messo a confronto 2 personalità che ben rappresentano 2 eccessi protagonisti della storia della musica classica nel XVIII secolo, Antonio Vivaldi e Benedetto Marcello. Vivaldi fu una figura assolutamente poliedrica, egli fu sacerdote, didatta, insegnava alla scuola delle putte, le orfane che venivano accolte all'ospedale della Pietà, ed è stato anche impresario teatrale. Morì di fame per questo. Vivaldi scrisse infatti molte opere che produceva lui stesso nei numerosi teatri veneziani od in altre città. Le musiche di Vivaldi divennero subito celebri in tutta Europa, anche grazie agli editori stranieri che lo pubblicarono e ai principi d'Oltralpe che lo apprezzavano. Del tutto diversa invece fu la figura di Marcello, patrizio veneziano dedito alla musica per diletto, che svolse per la Serenissima diversi incarichi istituzionali come il magistrato. Egli inoltre, come ben si sa, è stato un intellettuale attivo soprattutto nell'ambito musicale. Questo è il programma, invero poco noto e anche
se non proprio per questo, a dir poco sublime. Sentirete di che rango di arte e cultura ci ha onorati l'ensemble Opera da Camera di Venezia. Di Antonio Vivaldi, la cantata in re maggiore per mezzo soprano e basso continuo nei tempi aria, allegro recitativo, aria allegro. La sonata in si bemolle maggiore per violoncello e basso continuo numero 6 nei tempi largo, allegro, la cantata in re minore per mezzo soprano e basso continuo nei tempi aria, adagio, recitativo, aria, allegro, ma non troppo. Buon ascolto.
Eccoci alla seconda parte che è stata dedicata a Benedetto Marcello ed è iniziata con la sonata in sol maggiore per violoncello e basso continuo numero 6 nei tempi largo, allegro, adagio, allegro. E per concludere il salmo ottavo per mezzo soprano e basso continuo nei tempi allegro, recitativo, adagio, recitativo, lento, recitativo, aria, largo, recitativo ed allegro. Grazie e buon ascolto.
Se volete un altro brano, benissimo. Faremo un'aria da un altro salmo di Marcello.
concerto inaspettato, meraviglioso, bello, 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 un programma fantastico. Ne sono particolarmente felice perché è stato anche un gesto di solidarietà alla nostra realtà, ma è una solidarietà che va a tutti gli editori radiofonici e televisivi. Grazie e buon ascolto.